In una intervista Nico Pandetta parla apertamente. Fratello, io nasco da una famiglia per bene, attenzione perché tutte le nostre famiglie sono per bene, però nasco con un cervello diverso, una realtà un po' diversa. Diciamo magari a Catania un quartiere un po' da una famiglia un po' che ha avuto i suoi problemi, di cui sta pagando e tutto, magari la vita la vedi una realtà diversa, anche se la mia famiglia mi ha imparato sempre rispetto, educazione, penso che sì. Vede, anche se io magari le persone mi disegnano per quello che non sono, ma non è così. E ragazzi, io nasco, diciamo, si sa, da bambini nel quartiere, incominciano a fare sbagli già da bambino, cose brutte che non dovete fare ragazzi. Perché nella vita si sbaglia e si paga e si deve cambiare. E poi mi sono ritrovato chiuso, mi sono fatto quasi 10 anni di fila, 9 anni e 8 mesi di fila. Magari sono uscito peggio di come era entrato. Il giornalista risponde peggio. Perché io avevo in testa solo cose brutte. Risponde il giornalista. Vendetta. Ecco, vendetta, hai detto la parola giusta. Vengo da situazioni e realtà diverse, ma io non mi interessa dire, lo sai che Nico Pandetta da dove viene, lo sanno le persone e magari mi volevo mangiare il mondo in modo diverso con la musica. A me mi è piaciuto sempre cantare, sempre, ogni minuto cantavo sempre, ogni minuto cantavo sempre. Ho foto pure al minorito che faceva i concerti con gli educatori. Esco, faccio una canzone a mio zio che è una parte della mia famiglia, il mio sangue. L'ho fatta per gioco, per esaltarli. Scrivimi nei commenti cosa ne pensi e ricordati di seguirmi e mettere un like, supportami!